A Canicattì la protesta corre lungo la strada e punta dritta alla sicurezza. Un giovane ha scelto un modo originale per denunciare i pericoli di un'arteria trafficata. Cartelli alzati al passaggio delle auto per segnalare l'assenza di semafori e altre criticità. Un messaggio chiaro rivolto agli automobilisti ma anche alle istituzioni per chiedere interventi concreti prima che accada qualcosa di grave. Un'iniziativa che non è passata inosservata e che ha acceso il dibattito tra i cittadini. Sentiamo adesso l'autore di questa protesta. Io ho fatto questa mini protesta per il semplice fatto di far ricordare a Canicattì che in uno degli incroci più grandi e più circolati che abbiamo in paese non funzionano i semafori da almeno 6 anni. In questi 6 anni non si è mai visto un qualcuno che ne parlasse o che facesse qualcosa, un qualcuno che si prostasse a sistemarlo o nemmeno mai un vigile al centro del traffico per far defluire lo stesso traffico, perché da quando sono rotti i semafori praticamente lì chi prima arriva meglio alloggia e gli ingorghi sono sempre immensi, per non parlare tra l'altro della pericolosità che ha per ragazzini in scooter e anche per tutti noi automobilisti. Ho detto far ricordare che il semaforo perché molte persone mi sono venute anche a dire che si erano dimenticati che questo incrocio fosse adibito a semafori.